Buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento. Io compro siciliano live. Buon martedì 26 maggio e sapete, no? Ormai noi iniziamo la giornata in questo modo. Grazie 226.930 volte, grazie, grazie sempre ogni giorno per il vostro sì per questo nuovo stile di vita. Io compro siciliano. Io compro siciliano, la grande realtà del Made in Sicily, la possibilità di poter incontrare nuovi imprenditori, per far incontrare quella che è la domanda e l'offerta, per quello che significa conoscere le eccellenze, per quello che significa conoscere il territorio. Noi continuiamo a viaggiare, a conoscere la nostra meravigliosa Sicilia in tutte le sue sfaccettature e sapete, noi piace sempre dare la faccia, così come diciamo ogni giorno. Non solo, partendo da quelli che sono i tre ideatori, Giuseppe Giorgianni, Davide Morici, Francesco Caravello, ma anche tutto quello che riguarda la squadra di lavoro. Proprio l'altro giorno vi abbiamo presentato i nostri moderatori, parte dei nostri moderatori, i nostri responsabili commerciali. Beh, devo dire che continuiamo a lavorare tutti insieme. Per tutti insieme significa anche con voi. Sono tantissime le mail che continuano ad arrivare sulla nostra posta, che è info@iocomprosiciliano.com, perché vi ricordo, qualsiasi vostro progetto, qualsiasi vostra idea, condividetela scrivendo proprio alla nostra mail. E poi ancora, ormai sono oltre 4.000 le aziende registrate sul nostro form che troverete proprio nella parte in alto alla nostra pagina, dove avrete la possibilità di poter registrare la vostra azienda, sia strutturata che non. In questo modo entrerete a far parte di quello che è il database, questo grande database che raccoglie tutti i vostri dati proprio per mettervi immediatamente in comunicazione con quelli che sono i consumatori, quindi domanda e offerta strettamente collegati. Poi naturalmente sono i tre progetti, continuano ad essere strutturati, ad andare avanti. Sapete che gli ideatori stanno lavorando sulla realizzazione di questo grandissimo e più grande marketplace delle eccellenze siciliane, una grande possibilità, una grande opportunità per ognuno di voi per poter finalmente proiettare quella che è la vostra azienda in quello che è una realtà ancora più ampia. Questo lo diciamo sempre anche con la compilazione del form, nel senso verrete seguiti in ogni passaggio, e questo appunto per avere un supporto concreto anche in quelli che sono i vari step. Poi abbiamo la realizzazione del portale Sea Host, legato appunto a questo portale del turismo, ed ancora abbiamo la Sicily City Pass, che è questa app che potrete scaricare per avere tutti delle agevolazioni legate a quello che è il circuito della conoscenza del territorio. Sono oltre 300 i percorsi che potrete fare anche con convenzioni museali, strutture di ricezione, ristorazione e quanto altro, e questo sempre per promuovere al meglio la terra siciliana. Beh, oggi lo avevamo anticipato nel nostro post, vi portiamo in un luogo meraviglioso. Siamo nella città di Calascibetta, siamo a 6 chilometri da Enna, 39 chilometri da Caltanissetta, 75 chilometri da Catania, siamo a 691 metri sopra il livello del mare.
siamo sui Monti Erei. Il nome Kalashibet deriva probabilmente dall'arabo Kalat Sibet o Shibet, che viene poi comunemente tradotto come il castello sulla vetta. Mi piace iniziare questa giornata leggendo un passaggio bellissimo che ho trovato proprio su Kalashibetta, scritto da Johann Wolfgang von Goethe il 29 aprile del 1787, proprio in quello che è poi questo viaggio in Italia. Riporta proprio dei dati in riferimento a Kalashibetta e così annota Goethe sul suo diario. Kalashibetta è situata in una posizione estremamente panoramica, ad anfiteatro, sopra una rupe sforacchiata di grotte. Ma chi poteva pensare e godere di cotanto spettacolo? E questo lo scriveva proprio Goethe in quello che poi è il viaggio in Italia. Noi siamo veramente molto contenti di avere per questa giornata ospite una guida ambientale ed escursionistica. Lui ci farà viaggiare, ci mostrerà un posto meraviglioso che è il villaggio bizantino e noi abbiamo in collegamento Gianluca Rosso. Gianluca, buongiorno, grazie per aver accettato questo invito, siamo veramente molto felici di averla qui con noi. Ciao Catilucca, ciao. Buongiorno, buongiorno. Beh, io leggendo proprio quelle che sono le note su Kalashibetta ho trovato veramente di che godere a livello storico e proprio con lei, Gianluca, faremo una bellissima passeggiata all'interno di questo sito archeologico che è il villaggio bizantino. Visitiamolo insieme. Il villaggio si trova a Kalashibetta, come dicevi tu, si trova in una grossa insenatura profonda più di 40 metri. È un luogo di rara bellezza archeologica e naturalistica, poiché è appunto un sito archeologico che si trova all'interno di una grande area boscata, all'interno di un vallone, il vallone Canalotto, appunto, da cui prende il nome poi tutta la zona. A livello di emergenze archeologiche abbiamo un sovrapporsi di epoche, di testimonianze veramente molto vario ed interessante. Si va dalla tarda età del rame, indicata a livello cronologico come un periodo che va dal 2700 al 2300 a.C., fino ai giorni nostri. Quelle che erano delle tombe fino all'età tardo-romana, sembra che dal periodo bizantino in avanti inizino ad essere utilizzate come luogo di vita quotidiana. Abbiamo palmenti per la produzione del vino, abbiamo 2 oratori rupestri, anche se di epoche a quanto pare differenti, uno di epoca bizantina, l'altro più tardo. Abbiamo altri luoghi in cui si notano dei tagli nella roccia che fanno pensare alla trasformazione di materie prime derivanti dall'allevamento, dall'agricoltura, ovvero l'attività con cui le genti che sono passate da qui sono sostentate, quantomeno dall'età romana in avanti. Abbiamo poi degli esempi molto interessanti di camere funerarie non così comuni, che sono i cosiddetti columbaria. Si tratta di luoghi in cui in una serie di numerose nicchie venivano alloggiate delle piccole urne cinerarie contenenti appunto le ceneri dei defunti, pratica in uso fino al periodo romano imperiale. Luoghi che poi vengono utilizzati, a quanto sembra, non solo qui, ma anche in altri luoghi abitati dai bizantini come luoghi per la nidificazione delle colombe, dei piccioni. Quindi luoghi in cui si allevavano questi animali per varie ragioni, utilizzarle come messaggero, utilizzarne il guano, utilizzarne la carne e le uova. Insomma, un animale molto importante per questa comunità. Questi luoghi, come dicevo, vedono svariate trasformazioni nel corso del tempo,
appunto da piccole tombe a grotticella, a forno, di età preistorica, protostorica, si trasformano in più ampie camere durante il periodo greco-arcaico, quindi in forma di tombe cosiddette a camera, si trasformano in ipogei funerari ancora più grandi, con tombe ad arcosolio o a forma in età romana, e poi appunto avviene questa trasformazione radicale dal funerario al civile, al religioso, al produttivo, che avviene a quanto pare durante l'età bizantina. E, successivamente ai bizantini a quanto pare si insedia lì una comunità di fede islamica invece, che prosegue nell'utilizzo di questi ambienti a mo' di luoghi di vita quotidiana. Fondamentalmente le genti islamiche che si trasferiscono qui arrivavano da luoghi in cui la vita in grotta era comune. Molti villaggi berberi, soprattutto nel Nord Africa, sono ancora interamente scavati nella roccia. Quindi si prosegue con uno stile di vita quotidiano che si aveva anche, diciamo così, in madrepatria. Io sto ascoltando, chiedo scusa se interrompo. Devo dire che Gianluca, c'è veramente un arco storico veramente ampissimo. Diventa veramente importante in questo racconto, sento appunto attraverso le sue parole, immaginare questo posto, questo villaggio, questo sito archeologico che fa quindi promozione del territorio. Esistono dei circuiti dove il villaggio bizantino può essere come dire, pubblicizzato, può essere promosso a livello proprio di circuito. Ci sono dei circuiti, avete mai immaginato proprio dei circuiti con quello che è il villaggio bizantino come punto importante, perché devo dire si sta parlando di un bello spaccato di storia che diventa quindi importante. Tra l'altro devo dire, è capitato anche di parlare con altre guide, Gianluca, tra l'altro lei è ambientale ed escursionistica, e in Sicilia ci sono veramente dei circuiti molto belli ed importanti. Mi sembra di cogliere che il villaggio bizantino possa veramente essere un valore eccezionale, no? Per questi circuiti. Non dimentichiamo che il villaggio bizantino fa parte anche del circuito dei Global Geopark UNESCO, in particolare del Geopark Rocca di Cevere. Inoltre, come dici bene tu, chiaramente si presta bene ad essere visitato e ad entrare in quei circuiti di turismo archeologico e naturalistico, comunque per chiunque ami l'outdoor in generale. Percorso tra l'altro fattibile per chiunque. Abbiamo accompagnato il villaggio negli anni persone di qualunque età. Certamente la nostra opera di valorizzazione è importante, però fondamentalmente noi siamo una piccola realtà. Con le risorse che abbiamo riusciamo a pubblicizzare il villaggio sempre in maniera abbastanza limitata. Ci aiuta moltissimo TripAdvisor, chiaramente, ci aiuta moltissimo Facebook, il web in generale, dove le recensioni sono ottime, e per la bellezza del villaggio e per quella che è stata la nostra opera di valorizzazione degli anni. E poi devo dire, Gianluca, adesso ne parleremo con lei perché mi piacerebbe proprio che venisse fuori anche quella che è la gestione, cioè con la vostra associazione come gestite proprio il villaggio. Però mi permetta, ci sono dei messaggi che sono arrivati. Allora, Giacomo Cosentino, ciao da Caltanissetta, sono Giacomo, ciao Giacomo. Alessandro Salvatore Ferrara, seguo la conduttrice, complimenti, grazie Alessandro. Mondo Nuovo, buongiorno da Siracusa, Papirum Turismo. Sergio Pochini, buongiorno Katiuska. Deborah Granata, buongiorno. Giovanni Billeri, buongiorno e complimenti per il lavoro svolto finora, grazie Giovanni. Bella India Tour, buongiorno ancora. Abbiamo Alessandro Ferrara appunto che si complimenta, grazie. Allora, Alessia Smile and Food
sapete essere un punto importante del meraviglioso gruppo di Io Compro Siciliano, perché Alessia è un'ambasciatrice della cucina siciliana nel mondo. Lei fa parte anche del palinsesto di Io Compro Siciliano tutti i sabato alle 14:30 con il suo Io Compro Siciliano Chef. Lei vive a Palazzolo Acreide e scrive: Ciao Katiuska, Calascivetta è un luogo incantevole, si mangia benissimo e si sta freschi d'estate. Io per la festa del patrono qualche anno fa vinsi alla riffa della chiesa 2 chili di salsiccia buonissima. Con Stefania poi sono entrata nel mondo degli asinelli. Vivere questa Sicilia è come stare dentro una bella fiaba siciliana. Bravissimi e coraggio, non mollate. E quindi questo, Gianluca, penso che sia anche un messaggio legato proprio alle forze anche delle associazioni che portano avanti iniziative importanti per il territorio. Monica Cello, una delle nostre moderatrici, buongiorno cara, ciao Monica, grazie sempre per il vostro lavoro, salutiamo anche Patti, Patrizia, Paolo, bravi ragazzi, continuate così. Chiara Sedita, buongiorno, Io Compro Siciliano, grazie per l'attività dei vostri programmi, sto scoprendo una Sicilia che non conoscevo, villaggio bizantino, prossima escursione, grazie e complimenti. Come vede Gianluca, poi Io Compro Siciliano, e grazie a Chiara Sedita per questo bel messaggio. Io Compro Siciliano diventa il modo concreto di promuovere il territorio. Lei faceva, Alessia Smile and Food faceva questa citazione legata agli asinelli, perché Calascivetta, proprio a Calascivetta, ci sono anche delle aziende, poi torniamo invece a parlare dell'associazione. Esistono anche delle aziende come quella di Stefania Greco. Stefania è proprietaria dell'azienda agricola Calat Scibet. Avremo modo casomai di recuperare questa intervista, perché oggi abbiamo avuto un piccolo inconveniente, o forse riusciamo magari a coda del programma a collegarci, però anche Stefania fa promozione del territorio e lo fa in una maniera molto, molto bella, perché lei dice: io nella mia azienda ho esattamente 99 socie e sono praticamente 99 asinelle che sono lì per portare anche lì un grande supporto al territorio, perché grazie a queste escursioni sommeggiate riesce a portare turisti in giro per il territorio con la bellezza della natura e soprattutto a contatto con un animale che è veramente un animale tutto da scoprire. Si dice la pazienza è la virtù dell'asino, quindi vediamo se riusciamo a prendere il contatto adesso fra poco in diretta anche con Stefania Greco. Ma noi continuiamo, Gianluca Rosso. Gianluca Rosso, perché si fosse collegato solamente adesso, è una guida ambientale ed escursionistica all'interno di questa associazione che gestisce il sito archeologico Villaggio Bizantino. Villaggio Bizantino che veramente parla della storia del territorio. Gianluca ci stava proprio raccontando un po', uno spaccato, era come se stessimo quasi visitando questo villaggio. Però Gianluca, a me piacerebbe che lei ci dicesse proprio come l'associazione. Prima lei mi diceva è una piccola associazione che cerca proprio di portare avanti questo meraviglioso progetto culturale, ma come l'associazione gestisce il villaggio? Vogliamo parlarne? Sì, allora, il motto che ci ha guidati fin dall'inizio, ovvero nel 2011, anno di fondazione dell'Associazione Culturale Hisnalghiran, e successivamente nel 2012, quando abbiamo cominciato a prenderci cura del villaggio, quel motto è stato che non può esserci valorizzazione se non c'è tutela dietro. È un assunto che sembra sempre così difficile da far comprendere, eppure sta alla base. Per cui noi viviamo di donazioni, non esiste donazioni libere per una visita al villaggio, non c'è un biglietto d'ingresso. Donazioni libere, escursioni guidate, chiaramente che hanno un costo,
e vendita di souvenir che produciamo noi dedicati al villaggio, a vari angoli del villaggio, o fatti con elementi vegetali e naturali del villaggio stesso, che so, gli aculei dell'Istrice, o varie piante, corteccia, tutto quello che si può trovare lì in natura senza intaccare la natura. Quindi viviamo di questo, di donazioni libere, viviamo di escursioni guidate e dei ricavi che arrivano da chi acquista i souvenir. Questo viene poi investito in termini di tutela e manutenzione del villaggio. Ci occupiamo di viali parafuoco, ci occupiamo di pulizia dei sentieri, delle aree di interesse al di fuori delle caverne, ci occupiamo della pulizia delle caverne, si accumula durante l'inverno soprattutto tantissima sabbia all'interno, tanti alberi di pino, trovandoci all'interno di un bosco. E ci occupiamo poi della fruibilità anche del parcheggio, dei servizi igienici, e offriamo anche fondamentalmente un servizio di informazioni turistiche. Abbiamo un piccolo ufficetto che per noi è un piccolo shop, è un piccolo punto informazioni. Lì abbiamo tanti di quei dépliant. Ci piace pensare che chi passi da lì possa poi andare anche a vedere tante altre cose che stanno in giro. Quindi è un servizio che diamo, quello di informazioni, chiaramente sempre a livello gratuito, ma che fa molto piacere e che fa sì che la gente possa non solo vedere il villaggio bizantino, ma quanto c'è attorno. Ci piace promuovere luoghi, persone che stimiamo, che riteniamo valide. Diciamo che facciamo tante cose fondamentalmente. È vero, e direi, tra l'altro devo dire anche in questo modo, con questa metodologia, capiamo anche, insomma, alle volte penso anche la difficoltà. Ci sono ancora dei saluti che arrivano, Gianluca, da Giuseppe Campo, saluti al gruppo, il Faraone Palermo, buongiorno a voi, buongiorno, buongiorno. Bene, ma adesso mi piacerebbe parlare di un altro aspetto del villaggio. In realtà il villaggio poi viene vissuto anche dal punto di vista culturale, cioè quindi arte, archeologia, cultura, perché all'interno del villaggio bizantino, di questo bellissimo sito archeologico che invitiamo tra l'altro tutti di andare a visitare prestissimo, tra l'altro ora parleremo anche della ripartenza per questa seconda fase di riapertura, appunto di ripartenza delle nostre attività. Parliamo di quelle che sono le iniziative culturali. Sì, nel tempo abbiamo organizzato diverse cose per far conoscere il villaggio anche in altri circuiti. Abbiamo organizzato invasioni digitali, abbiamo organizzato le giornate FAI di primavera, la FAI Marathon, anche se all'interno di Calascibetta. È in atto ormai da 3 anni quella che abbiamo chiamato Collezione Canalotto. Un grande evento artistico, chiamiamolo così, che si svolge appunto dal 2017 con varie iniziative legate alla sfera dell'arte. Diciamo a grandi linee un tentativo di convivenza tra archeologico e contemporaneo. Collezione Canalotto non intende essere una collezione polverosa di un museo, ecco. Collezione Canalotto è piuttosto qualcosa che vive in simbiosi col villaggio, opere che nel tempo vanno a degradarsi sempre nel rispetto dell'ambiente. L'esempio che mi viene è la statuetta d'argilla fatta da Mark Barker, questo artista inglese, nell'ambito della religione dei ricordi, l'ultimo evento organizzato nel 2018. È una statuetta d'argilla che chiaramente è andata togliendosi a causa degli agenti atmosferici nel tempo. Ma la religione dei ricordi è stato solo uno degli eventi organizzati nell'ambito di Collezione Canalotto, che fondamentalmente si regge sulla donazione di opere di artisti al villaggio, all'associazione. Opere che non sono solo opere materiali, ma sono anche opere immateriali. Quindi parliamo di performance visive e musicali,
reading, ma anche di opere materiali come poteva essere l'opera appunto di Mark Barker. Senti Gianluca, fermiamoci un attimo, quindi stiamo parlando delle opere. Noi siamo riusciti ad avere adesso, intravedo Stefania Greco con Buongiorno a noi. tutti. Buongiorno Stefania, benvenuta, Buongiorno a tutti. bentrovata. Eccoci qua, ci siamo riusciti, siamo veramente tanto felici. Stavamo parlando, ben arrivata, adesso arrivo subito, stavamo parlando con Gianluca Rosso, delle iniziative culturali legate proprio al villaggio bizantino. Gianluca, noi adesso ritorniamo subito a parlare di quelle che eravamo arrivate a quelle appunto che sono le donazioni delle opere e partiamo proprio da quel punto. Nel frattempo sono felice di avere Stefania Greco perché continuiamo a parlare di questa bellissima città che è la città di Karascivetta, ne abbiamo parlato proprio ad apertura. Il nome in realtà della sua azienda è Kalat Shibet, che poi forse è il nome probabilmente d'origine proprio di Kalashivetta, probabilmente dall'arabo che significa il castello sulla vetta, se non erro. Perfettamente, bravissima. E mi piacerebbe che partissimo da quella che è la sua particolare attività. Stefania Greco. Buongiorno a tutti, felice di essere in questa diretta. La mia azienda è un'azienda che nasce nel 99, è un'azienda olivicola, produciamo olio extravergine d'oliva ed è un'azienda asinina. Nel 99 abbiamo deciso di mettere gli asini. Asini che a poco sono diventati parte della famiglia. Per noi, ecco, sono veramente parte integrante della famiglia. E io direi, in un certo senso, sono le mie socie maggioritarie, perché con loro... Stavo proprio dicendo questo ai nostri ospiti. Sì, assolutamente, assolutamente. Con loro ho costruito quella che poi è l'attività. Oltre all'attività agricola, appunto un'attività che mi permette con loro diciamo, di fare parecchie cose. Per esempio, facciamo delle escursioni, che sono escursioni someggiate, significa in compagnia dell'asino, rivalutando un po' quelli che sono le antiche trazzere diciamo in Sicilia, perché abbiamo cominciato appunto da Crascibetta, chiaramente, spostandoci all'interno del territorio di Crascibetta, ma a poco siamo arrivati un po', diciamo, ad avere l'idea di territorio allargato, perché alla fine camminiamo un po' dovunque con gli asini, andiamo sulle Madonie, andiamo nel territorio di Palazzo Lacreide e diciamo che ecco, loro sono un volano per unire la guida al resto del gruppo. Tra l'altro, scusa se interrompo Stefania, ma proprio poc'anzi abbiamo letto con Gianluca, stavamo leggendo proprio dei messaggi, ne è arrivato uno dalla nostra Alessia, Smile and Food, che parlava proprio del territorio e parlava proprio degli asini, perché c'è questa transumanza turistica. Ma in che cosa consiste? Allora, ve la spiego velocemente. La transumanza turistica è un'idea che è venuta 5 o 6 anni fa proprio per far conoscere le antiche trazzere che univano il territorio di Calascibetta al territorio di Gange, erano vie di comunicazione commerciali per lo più, e noi le abbiamo riprese e in 2 giorni portiamo i gruppi appunto piccoli gruppi di persone con gli asini e su queste antiche trazzere. Nel passaggio chiaramente veniamo accolti da aziende agricole che mettono a disposizione quelle che sono le loro produzioni locali e quindi anche questo per noi è far conoscere il territorio, significa far conoscere il territorio alle persone che decidono di camminare con noi. Sì. Invece, arrivano dei messaggi. Alessia Smile and Food saluta e viva. Io saluto Alessia e invece con loro avremo una bellissima, diciamo, abbiamo deciso di mettere su una bellissima iniziativa. Gli asini, una parte dei miei asini saranno presenti anche a Palazzo Lacreide e faremo con loro appunto delle giornate dedicate al turismo lento.
insieme ad aziende del territorio. Una di queste è l'azienda agricola Rossella, che saluto, e la bravissima Alessia Smile Food, che si occuperà della degustazione appunto, ed un'altra associazione che ci aiuterà proprio praticamente nella gestione degli asini e quindi delle escursioni someggiate. C'è un altro messaggio che arriva, Stefania, da Valeria Randazzo, che Come dice: no? bella esperienza, scorso anno a Eh sì, bordo Milletari. è un Ciao bellissimo borgo, sì, è ciao un a bellissimo tutti borgo. da Stefania Greco. Sì, ciao Valeria. Adesso sì, Ed e poi è, ti do subito, poi arrivo subito. No, c'è un altro messaggio da sì. parte di Davide Morici, sapete. Davide insieme a Giuseppe Giorgianni e a Francesco Caravello sono gli ideatori di Io Compro Siciliano, e quindi tutto quello che in realtà in questo momento e quotidianamente facciamo anche attraverso i nostri programmi, sapete, essere questo delle 12, quello delle 18 di Francesco Caravello, quello del sabato con Alessia, quello delle 14:30 appunto che è Io Compro Siciliano Chef, è quella di promuovere territorio, aziende, iniziative, eccellenze. È questo che per esempio noi oggi facciamo, ma che facciamo poi ogni giorno, come vedete, è proprio promozione del territorio. Davide Morici ci scrive: buongiorno Catiusca e benvenuti alle eccellenze siciliane del territorio di Enna. Prevedo già passeggiata con asini e visita al villaggio bizantino. La Sicilia da scoprire grazie a Io Compro Siciliano. Beh, grazie Davide. E devo dire che è veramente una grande conquista ogni giorno poter vivere l'emozione della nostra terra. Stefania, allora stavamo parlando quindi di questo bellissimo passaggio che si fa attraverso il territorio per poi Sì. appunto poter godere sia del territorio, anche con quello che è il racconto stesso, dalle trazzere a quello che è Sì, invece il racconto del gusto, e quindi la assolutamente sì. bellezza. Sì, Ma c'è anche assolutamente sì. un'altra, ma c'è anche Dimmi. un'altra parte molto interessante della tua azienda, è il ritorno da Gianluca Rosso. C'è anche un'altra parte che mi ha incuriosito della tua azienda, perché tu hai anche deciso con il latte dell'asino di realizzare dei prodotti che sono eccezionali, legati proprio alla cura del corpo. Sì, sì, sì. Vogliamo Abbiamo parlarne? deciso, certo, abbiamo deciso di indirizzare sulla cosmetica l'utilizzo del latte. È una cosmetica, diciamo, che sfrutta le proprietà del latte d'asina. Il latte d'asina per sua composizione è ricco di vitamina C, di omega 3, omega 6, vitamina E, per cui detto in una parola è una crema, un sapone, poi facciamo creme corpo, creme viso, saponi molto idratanti ma anche ristrutturanti, perché la vitamina C è un ristrutturante cellulare, l'omega 3 e l'omega 6 ormai lo conosciamo tutti, sono per quello che spesso viene chiamato anti-age, proprio una ristrutturazione cellulare. Quindi sono, diciamo, è la cosmetica di punta, quella che ha aperto poi un libro bellissimo sull'utilizzo delle piante, anche spontanee, che abbiamo in azienda, e quindi abbiamo anche allargato quella che è la cosmetica, la produzione di cosmetica aziendale ad altre piante come la lavanda, la calendula, l'iperico, chiaramente ognuna con il proprio utilizzo. E, Quindi e tutti quindi i prodotti naturali che vanno sempre, sono importanti da utilizzare, perché tutto ciò che è naturale naturalmente fa bene a noi. Vediamo nel frattempo qualcuno per il sostegno tecnico. Io mi sposto un attimo invece, Stefania, mi sposto un attimo da Gianluca Rosso. sì, Allora, siamo arrivati a quella che è, Gianluca, la promozione del territorio, perché il sito è un sito meraviglioso da visitare, che è il sito archeologico. Abbiamo parlato di come la vostra associazione gestisce il sito archeologico, che è appunto il villaggio bizantino. Abbiamo parlato e stavamo parlando proprio di questa iniziativa culturale molto bella, e eravamo rimasti alle opere d'arte, giusto Gianluca? Sì, delle opere d'arte che, come dicevo prima, cambiano anche nel tempo, chiaramente.
cambiano nel tempo o si dissolvono, appunto, come dicevo prima, a causa degli agenti atmosferici, ma è quella l'idea, nella natura del villaggio stessa. Del villaggio stesso. Quest'anno Collezione Canalotto rientra tra l'altro nell'ambito di un progetto più grande, il progetto Giovani Exhibit, finanziato con fondi dell'assessorato delle politiche sociali e della famiglia. È un progetto in cui abbiamo previsto 3 macro aree, arte appunto, con interventi, iniziative, azioni che non si svolgeranno solo nel villaggio bizantino, ma anche all'interno del centro storico di Calcibetta. L'altra macro area è cucina del territorio, quindi la ricerca di racconti legati a delle ricette, quindi non solo alle ricette, ma a come una ricetta è nata anche. Quindi iniziativa, tra l'altro, che stiamo condividendo con il liceo classico e l'istituto alberghiero di Enna. Poi un'altra grande macro area che è ecologia e ambiente, quindi dalla formazione di piccoli ciceroni alle escursioni guidate, appunto, da ciceroni, al riciclo, al compostaggio domestico. Quindi un progetto molto ampio che siamo felici di veder finanziato e che chiaramente non stiamo potendo portare avanti. E che poi rappresenta promozione del territorio, perché questo poi è la vera e propria promozione del territorio. E quando diciamo fare economia significa, e anche questo è un tema molto importante, quello di far rete, no? Quindi cercare di quanto più possibile cercare di coinvolgere. Mi è piaciuta anche questa frase, Gianluca, detta il collegamento con le scuole affinché si creino questi piccoli ciceroni che innanzitutto conoscano il luogo dove vivono, che è fondamentale per fare poi accoglienza, qualità dell'accoglienza, perché la qualità è alla base. Gianluca, ultima battuta. Il periodo che stiamo vivendo, cosa sta accadendo in questo momento? Vi state riorganizzando sul sito? Sì, stiamo facendo quello che ci è possibile al momento, nel senso che attendiamo chiaramente disposizioni per riapertura di siti archeologici, per quanto riguarda invece il ripartire con le escursioni all'aria aperta. Nel frattempo chiaramente non ce ne stiamo con le mani in mano, ma stiamo facendo pulizia e manutenzione al villaggio e sanificazione, cosa che chiaramente per 3 mesi non abbiamo potuto fare, per cui è chiaro che la situazione giù a livello di strutture, a livello di percorsi, di sentieristica, insomma, c'è una sorta di giungla. Certo, si aspettano quelle che sono la pulizia, i viali parafuoco innanzitutto, che sono super importanti con l'arrivo dell'estate, la semplificazione dell'ufficio, dei bagni, anche degli spazi esterni vicino al nostro prefabbricato. Sì, cerchiamo di essere pronti per il momento della ripartenza. Sono stati 3 mesi durissimi, 3 mesi in cui chiaramente non abbiamo avuto alcuna entrata e quindi abbiamo impiegato tutto quello che era il nostro fondo cassa nella pulizia e manutenzione, che stiamo ancora continuando. Gianluca, e vedrete che questo porterà grandi risultati e noi di questo ne siamo assolutamente certi, lo auguriamo ad ognuno di noi, a tutte le nostre aziende. Gianluca, noi ci spostiamo adesso per l'ultima battuta con Stefania, però permettetemi di leggere questo messaggio. Allora, c'è un messaggio di Stefania Caccamo che dice: buongiorno a tutti. Pensare a uno o più itinerari esperienziali che uniscano le 9 province siciliane tra territorio e prodotti, tutti rigorosamente a marchio Io Compro Siciliano, ormai segno di qualità e identità siciliana, per come dite sempre voi, potrebbe essere un'idea? Mi ricollego al fatto che appunto con Stefania, amica e collega guida ambientale, collaboriamo da anni, dall'inizio dell'associazione, fare rete, quello che dicevi prima.
l'unirsi con più persone che vadano nella stessa direzione, e che siano consapevoli della bellezza del territorio. E anche in questo mi ricollego a quello che dicevi prima. La formazione dei piccoli ciceroni fa sì che un cittadino venga reso consapevole di ciò che ha sotto gli occhi tutti i giorni, ma di cui magari non si cura, una consapevolezza che è spesso mancata e che spesso manca, e che sta alla base fondamentalmente di un'attività come la nostra, di un'attività come quella di Stefania. Essere consapevoli del bello che ci circonda e che va valorizzato per passione, ma anche a livello economico, chiaramente. È vero, e noi questa è questa è una bellissima riflessione, una bellissima considerazione. Stefania, arrivo subito. Alessia Smile and Food scrive: grazie all'associazione Orfis in giugno avrò l'onore di lavorare con Stefania e le sue socie. Preparerò delle degustazioni buonissime per far scoprire il territorio a tutti i partecipanti. Ricordiamo che il latte dell'asino può nutrire i bambini intolleranti al latte di mucca. Io ho cresciuto così, mio figlio Federico. Stefania Greco, ultima battuta. Parlavamo quindi di iniziative che possano coinvolgere tutta la Sicilia per promuovere prodotti, territorio, eccellenze in circuitazioni Io Compro Siciliano. Vogliamo fare una considerazione in merito? Sì, assolutamente, è quasi doveroso dire che nelle nostre, per esempio, escursioni, nelle nostre attività, non si può restare chiusi, non si può restare da soli, dobbiamo necessariamente fare rete. Questa è una cosa, come diceva Gianluca, che facciamo da sempre. Nei nostri cammini a noi piace coinvolgere le varie aziende, le varie appunto, attività che incontriamo lungo il territorio, perché solo così riusciamo a far conoscere ai nostri camminatori tutte le eccellenze che ci sono in Sicilia, e sono veramente tante, e quindi perché no? Questo potrebbe essere veramente un buon volano per appunto unire i vari La prodotti della Sicilia. Sicilia e quindi la La Sicilia, Sicilia. La soprattutto in questo momento di ripartenza. È assolutamente proprio doveroso e auspicabile Assolutamente un noi iter di questo tipo. Sì. lo dobbiamo, penso, a noi stessi, lo Sì, dobbiamo sì. alla storia che ci racconta. Bene, io volevo soltanto fare gli ultimi saluti a tutti gli amici che ci hanno seguito, che ci hanno scritto. Abbiamo addirittura Larry Butler che ci saluta da Boston. Ciao Larry, grazie, perché abbiamo anche tantissimi amici siciliani e non che fanno parte del nostro gruppo, e c'è chi ci segue anche da ogni parte d'Italia e del mondo, quindi grazie sempre. Ricordiamo che Io Compro Siciliano è sempre apertura, non è chiusura, ma è l'invito a tutte le regioni d'Italia a utilizzare e attenzionare prevalentemente i prodotti locali, le eccellenze locali, il territorio, quindi guardate prima attorno a voi. Devo dire, Stefania Greco e Gianluca Rosso, c'è un'iniziativa molto che è poi diventata proprio un punto, uno dei 3 punti fondamentali di Io Compro Siciliano, che sapete essere Sicily City Pass. Sicily City Pass dà la possibilità a tutti i viaggiatori di poter utilizzare anche degli itinerari con delle agevolazioni particolari legate all'itinerario stesso, che include quindi tutto, dal sito archeologico alle aziende, ai produttori, veramente tutto. Sicily City Pass è appunto questo punto fermo di Io Compro Siciliano, e vi chiedo, ma l'azienda Calat Scibet di Stefania Greco, il sito archeologico Villaggio Bizantino, potrebbero sicuramente essere fra gli itinerari di Io Compro Siciliano? Assolutamente sì, sottoscrivo, per me sì, assolutamente, una bellissima iniziativa, e come dire, una cornice a tutto quello che già facciamo, e per cui per me è un sì. Gianluca? Certo che sì, certo.
Certo che sì, allora a questo punto non si può non finire come è abitudine. Cari signori, io vi ringrazio per questa bellissima giornata che ci avete donato. Grazie perché avete presentato in maniera straordinaria la nostra Sicilia, abbiamo conosciuto Calascinetta, le sue realtà, le sue facce, per cui quando andremo al villaggio bizantino vogliamo ricordare un attimo, fai vedere il cartello, vediamo un attimo il cartello, prendete anche informazioni su Izn al-Ghiran, che è l'associazione che gestisce proprio il villaggio bizantino, facciamolo perché così seguiremo anche gli orari d'apertura, così come sarà molto bello andare a visitare e fare questa esperienza meravigliosa con gli asini, questi animali meravigliosi che sono veramente da scoprire. Dice la pazienza è la virtù dell'asino, quindi già abbiamo detto tutto. A questo punto, signori, avvicinatevi alla camera. Avvicinatevi, venite verso la camera. Bene, io dopo questa giornata e dopo il grazie devo condividere con voi un messaggio molto importante per tutto il popolo di Io Compro Siciliano. Signori, io, ripetete con me, io compro siciliano. Ci piace! Grazie per essere stati con noi, grazie a Gianluca Rosso e grazie a Stefania Greco e soprattutto grazie a voi. Io compro siciliano. Viva la Sicilia! Grazie, grazie.